Parmonval Marsala Calcio 1912 2-2. Gli azzurri, sotto di 2 gol al termine della prima frazione di gioco, nella ripresa hanno recuperato la partita grazie alle reti di Pedalino e Vitrano. Nel finale gli uomini di mister Brucculeri, orfani di Capitan Genesio che a causa di un risentimento muscolare durante il riscaldamento iniziale ha dovuto lasciare il posto a Mamone, sono poi stati graziati dai locali che hanno clamorosamente fallito un calcio di rigore. Al termine di un match equilibrato, con la Parmonval in nel primo tempo e il Marsala nel secondo, le due squadre si sono divise la posta in palio. Pronti via ed è subito vantaggio dei locali. Dopo appena 120 secondi un ispiratissimo Capitan Rappa effettua un bellissimo passaggio con il contagiri per Martinez, che con un perfetto tiro mancino fulmina un incolpevole Furnari insaccando all'incrocio dei pali. Rotto l'equilibrio, i ragazzi di Mutolo hanno iniziato a macinare gioco e al 13° Rappa ci prova direttamente su calcio di punizione. La sfera attraversa tutta l'area di rigore senza trovare nessuno pronto alla deviazione. Al 17° doppia occasione, prima la conclusione di Pomba che viene allontanata bene da Furnari e sul proseguo dell'azione la tempestiva chiusura di Isaia sul solito Capitan Rappa salvano il Marsala. Il raddoppio però arriva al 23° direttamente su calcio di punizione. Torres con il mancino effettua un tiro cross che, complice un errore di valutazione del guardapali marsalese, si spegne a rete per il 2-0 dei locali. La reazione del Marsala sotto 2-0 è davvero sterile. La prima ed unica conclusione al 32° con Isaia, sempre se di conclusione si può parlare. Sulle ali dell'entusiasmo invece la Parmonval va vicinissima al tris. Su un perfetto traversone di Pomba El Maroui si coordina benissimo e con una conclusione a volo per poco non realizza un Eurogol. Nel finale ancora Parmonval è pericolosa su un calcio di punizione. Nella ripresa, reazione di carattere del Marsala che si fa subito vedere in avanti. Al 48° infatti, su un'azione insistita, arriva il gol che riapre la partita. Azione di Accardo che serve in profondità Mangiaracina, palla che arriva a Troncoso, tocco ancora per Accardo che trova il tempo per il traversone sul quale si fa trovare pronto Pedalino, bravo con un tiro mancino non potente ma preciso a mettere la palla nell'angolo basso. Al 52° minuto ancora Marsala in avanti con un tentativo senza velleità di Petrucci che prova un'improbabile conclusione in rovesciata. Pericolosissima azione al 56° della Parmonval. Come in occasione del gol del vantaggio, Capitan Rappa inventa con un bellissimo passaggio filtrante e Martinez conclude in diagonale. Questa volta la sfera lambisce il palo e si spegne sul fondo. La legge del calcio non perdona, gol sbagliato, gol subito. Al 61° la prova generale sugli sviluppi di un calcio di punizione, Martinez cerca la deviazione nel tentativo di liberare la propria area di rigore, ma la palla si infrange sulla traversa. Al 75° il gol del pareggio. Cross in aria di Isaia, Torres nel tentativo di liberare impatta male, la palla colpisce Sanchez e poi con cinismo e senso del gol Vitrano conclude con un perfetto tiro insaccando sotto la traversa. Gioia in campo e sugli spalti per i pochi tifosi giunti da Capo Boeo. 4 minuti dopo l'occasionissima per la Parmonval su una palla alzata da 5 mani, Furnari si avventa al limite della propria area di rigore per farla propria. Il numero 1 azzurro però sbaglia la scelta del tempo e travolge Martinez. Non ha esitazioni il direttore di gara, rigore e ammonizione per il guardapali marsalese. Dagli 11 metri, dopo uno scambio di battute, si presenta Cardinale che clamorosamente spiazza il portiere ma centra il palo esterno, vanificando l'opportunità di riportare avanti i suoi. Nel finale, da registrare un buon intervento di Furnari sulla conclusione di Zerbo, ma a gioco fermo. Infatti, Zerbo ha calciato da posizione offside, giustamente sanzionata dal signor Venuto di Messina. Un pareggio per 2-2 che permette al Marsala di conquistare un punto in classifica in vista del prossimo impegno interno con il Don Carlo Misilmeri.